Non si sa ancora oggi cosa sia accaduto a Liliana Resinovic. Ognuno ha la sua idea ed è giusto che così sia. È ingiusto però attaccare persone che non si possono difendere. Ad esempio, qualcuno ha fatto delle illazioni sulla madre di Sebastiano. Io ho provato a approfondire l'argomento e posso assicurarvi che nemmeno la famiglia, quindi le persone vicinissime a Liliana, sanno di cosa si occupava la madre di Sebastiano. Quindi qualsiasi informazione che è girata sul canale è destituita da ogni fondamento. L'unica certezza sembrerebbe essere, in quanto fu riferita da un amico di Sebastiano su Facebook, che Sebastiano è cresciuto lontano dai genitori in un orfanotrofio. Quindi lasciamo stare la madre di Sebastiano e altri parenti. Pensiamo a Sebastiano, pensiamo a Claudio, pensiamo a Sergio, pensiamo a tutti i protagonisti della nostra vicenda, ma lasciamo stare le persone defunte. E ora torniamo ad occuparci della confusione che riguarda le borse. Se quella la borsa che probabilmente aveva, ecco, la vede, una borsa blu a tracolla di non grande dimensione. Non si ricorda, Sebastiano? Ma io questa borsa qua non me la ricordo. Gliel'hanno mostrata in questura? No, assolutamente, è la prima volta che la vedo. Però Sebastiano, sì, prima mi dicevi che noi abbiamo fatto sentire l'amico che vi ha ospitato nell'ultima cena prima della scomparsa di Lilli, e durante il servizio mi hai proprio detto: io ricordo di aver portato questi coltelli al mio amico nella borsa chiara che è all'interno dell'armadio. Quindi l'ultima sera Lilli ha usato la borsa chiara che ci avevi fatto vedere? Quella borsa lì, sì, mi ricordo che ho messo dentro in una carta questi coltelli che avevo dato a, ecco, quella lì, e avevo dato a Christian perché mi diceva che il coltello che gli avevo dato l'altra volta era troppo grande, aveva una lama così, gli ho dato una con la lama più piccola, perciò quei altri li ho riportati a casa in una carta. Quindi la borsa utilizzata l'ultima sera da Lilli è quella... Adesso ascolteremo un audio inedito in cui Sebastiano, intorno al 20-21 dicembre, parlerà di un'altra borsa. Sebastiano, buongiorno. Ciao. Bene. Te ha qualche mega chiamato, Sergio? Sì, mi ha detto, sì. Qualche... niente, siamo disperati, non riusciamo a capire. Adesso oggi è una settimana che la manca. Ma Dio mio, ma non si sa niente. Guarda, che avevo anche passato bene gli ultimi 3 giorni. Sabato erano da amici perché avevo presentato un libro che avevo aiutato anche me fotograficamente. Dopo domenica siamo andati a Grado a pedalare e lunedì siamo andati in sauna in Slovenia tante ore, e dopo la sera siamo andati a cena da amici, e il martedì mattina abbiamo fatto la colazione, se l'ha fatto la lavatrice, l'ha messo a asciugare, l'ha sistemato tutto, mi sono via alle 8 e dopodiché sono tornato, non l'avevo più trovata, va bene, era normale perché andava giù in città, una roba l'altra, e dopodiché aspettavo la sera, e alle 10 di sera sono andato in questura e ho fatto denuncia. Ma non ti hanno anche chiamato prima sul telefono, niente, non la rispondeva? Perché sai, i telefoni a casa, mi ho trovato i telefoni, al ritorno ho detto, boh, l'avrà dimenticato. Sì. Pensare che... No, così. E documenti e cosa la con sé? Tutto è la borsa, tutto quanto. E ho scelto anche una bella borsa, una Dieselguay, che era così contenta, e niente, dopodiché sparita. Ma aspetta, la polizia che ho visto se l'ha fatto qualche transazione banco? Sì, il tutto sotto controllo. Sì, non si sa niente? No, non si sa niente, tutto sotto controllo, tutto sbagliato, c'è la polizia in casa che guarda dappertutto, in cantina, di qua e di là, mi ha chiesto di guardare se c'è soldi in casa, mi avevo aperto cassetti che non ho mai aperto in vita mia, di Lilli, e l'ho trovato 2000 euro, però mi aveva detto che comunque era sti soldi perché se era bollette qualcosa da pagare, pagavo, insomma. E così siamo veramente, mi sono proprio... ma sì, che non la resta nessun, almeno che la celeva ma penso, neanche il telefono... Le amiche mi ha telefonato tutte, ma aspetta,
Ti ga provare a chiamare Silvia, che se avessi Silvia qualcosa, perché mi non ho il suo numero. Sono andato da Silvia, abbiamo parlato, abbiamo telefonato, sono andato a casa sua. Sì, sì. Ti manderò WhatsApp. Sì, mandimi per WhatsApp il telefono, perché ci ti anche De Sergio il WhatsApp. Sì, boh, il numero di telefono di Sergio te lo dà. No, lui mi ha chiamato mi pare del numero di casa e non mi resta il numero. Okay. Ok. Se ti mi puoi mandare De Sergio e De Silvia. Sì. Ok, va bene, dai, farò così. Dai. Perché se la hai i documenti e la borsetta con sé, se c'è qualcosa. Io ogni giorno, guarda, ogni giorno c'è peggio qua. So. Non arrivo, non so. No. Sì. Veramente, guarda, no. E niente, non ti ha cosa fare che aspettare. Non ti ha cosa fare che aspettare notizie. Cosa è successo? Perché non torno a casa? Ma che non la saria sentire mai, che non la sei in qualche ospedale o qualcosa? Ma abbiamo cercato tutto negli ospedali, qua e là. La macchina c'è a casa? Ma sì, la gomì, la macchina, sì. La moto anche, la gola lì del studio. Non arrivo, ti dico, vado avanti in giro come un zombie. Credo. Non parlo con nessuno, qualche mi domanda, mi telefona 100 di loro, le amiche, magari sì, telefonato e tutte così, tutti di là. Buon Sebastiano, niente, mandimi questi 2 numeri e se c'è qualcosa fammi sapere. Va bene. Sì, Ale. Ale, Grazie. Ale, ciao. Ciao.